Il Signore fevela a Mosè e disse: Feveliur ai fils di Israel e disiur: Quando sareis entraste tiere che veis di là sta, e che io us doi, e offrisareis al Signor un sacrificio consumato al fuoco, holocaust o sacrifici di avot, o una offierte libere, o tes vuestris fiestis, per fai un buon odor col besteam minute grand, che il Signor lo vedi agrat, quel che porterà l'offierte al Signor, all'offrisarà in oblazione un decim di efa di farina di flor, tocciadet un quart di indi vueli. Tu fasaras una libagione di un quart di indi vin, in soreplui dall'olocaust o sacrifici per ogni agnel. Sale un roc, tu offrisaras in oblazione 2 decims di efa di farina di flor, tocciadet un terz di indi vueli. E tu fasaras una libagione di un terz di indi vin, come offierte di buon odor in onor dal Signor. Se tu offrisaras al Signor in olocausto o in sacrifici di avot, o in sacrifici di comunione un mangiut, tu offrisaras come oblazione, in soreplui dal mangiut, 3 decims di efa di farina di flor, tocciade in miec indi vueli. E tu fasaras una libagione di miec indi vin, ale un sacrificio consumato al fuoco, buon odor che place al Signor. Tu fasaras compagn per ogni bo, per ogni roc, per ogni agnel o zocul. Da ur dal numar dainemai co sacrificareis, o fasareis così per ogni vittime. Che i son nascoste tiere, a fasaran così, quando i offrisaran un sacrificio consumato al fuoco, buon odor che i place al Signor. Se un forest che lea sta fra mies di vuatris, o un qualunque che si sistemerà fra mies di vuatris, in avigné, all'offriserà un sacrificio col fuoco, buon odor che i place al Signor, al fasarà compagni di vuatris, o vareis un elez sole per tutta la comunità, per vuatris e per il forest che lea sta fra mies di vuatris, e sarà una legge eterna, di generazione in generazione. Come coseis vuatris, così denanda al Signor, sarà anche il forest. O vareis la stessa legge e la stessa funzione per vuatris e per il vignadic, che lea sta fra mies di vuatris. Il Signore fevela a Mosè e disse: Feveliur ai fils di Israel e disiur: Quando sareis rivaste tiere che io us meni, e o mangiareis il pan di che tiere, o mettereis di bande une offierte di presentai al Signor. Des primicis de vostre panarie, o mettereis di bande une fuiace come offierte di alciale seont l'usance. Le mettereis di bande come che si met di bande talarie l'uffierte che si fa con la funzione che si alce. Des primicis de vostre panarie, i dareis al Signor une part a mo di uffierte che si alce, di generazione in generazione. So vareis sbagliat, senza volè, e non vareis mettut in vore tutti gli ordins che il Signore gli ha dato a Mosè, c'è che il Signore us ha ordinat a miec di Mosè, dedì che il Signor us ha dat quests ordins in ca, des generazioni di dopo. Se il peccato è stato fatto de comunità senza volè, senza che la comunità ci sia in accorgiude, tutta la comunità te offriserà un mangiut, a mo di olocausto, di buon odor per il Signor, con la sua oblazione e con la sua libagione, se on l'usance, e un bec a mo di sacrifici di espiazione. Il predi al farà la funzione di espiazione per tutta la comunità dai figli di Israele e avrà il perdono. Di fatto,
si tratta di un peccato fatto senza volere, e loro hanno portato l'uffierte, sacrifici fatti in onore dal Signore, mediante dal fuoco, e loro sacrifici di espiazione denando al Signore, per via che tutto il popolo aveva peccato senza volere. Tutta la comunità dei figli di Israele e anche il forest che lei sta fra mezzo di loro avranno il perdono, perché tutto il popolo ha peccato senza volere. Se si tratta di una persona sola che ha peccato senza volere, che offrissi una chiave di un anno a mo' di sacrifici di espiazione. Il prete farà la funzione di espiazione denando al Signore per persone che ha sbagliato, facendo un peccato senza volere. Quando avrà fatto per l'espiazione e avrà il perdono. Se si tratta di un che è nasciuto lì, fra mezzo di voi, ovarei su una sola legge per quel che ha la pecchia senza volere. Ma però, quel che il pecchia sa vince che il fas, che il sé di paesano o forest, all'uffinto il Signore e al sarà chionzato via dal suo popolo. Stan che l'espressione della parola del Signore e alle latquintri del suo comandamento, che persone avrà di sé chionzate via, avrà di portare il castigo dal suo peccato. Intanto che i figli di Israele erano in tal deserto, sentivano in un uomo che chiappava sull'en sin di sabide. Che lo avevano intivato a chiappare sull'en, lo menarin di Mosè, di Aaron e di tutta la comunità. Lo metterin sotto vuote per via che non erano chiamati stati stabiliti che si aveva di fare. Il Signore fevelà a Mosè e disse che l'uomo che le diesi copato, tutta la comunità lo sclaponerà fuori dal campamento. Tutta la comunità lo mena fuori dal campamento e lo chiappadà. E che al morisse ante il comando che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore fevelà a Mosè e disse: Feveli ora i figli di Israele, e disi che si fasin di generazione in generazione, flocks dai ors dai loro vestiti, e che i mettin ai flocks di ogni pic un cordon di purpura e viole. O la rei sator con che flocks, e quanche io chialareis, si visareis di tutti gli ordini dal Signore, permettio in vore, senza lassi ingaran da ora dai vostri scurs e da ora dai vostri svoi, per dopo darsi via. Così si visareis di tutti i miei ordini, io mettereis in vore e osareis sans per vostro Dio. Io so il Signore, il vostro Dio, che us fa saltar fuori de tierra dall'Egitto, per essi il vostro Dio. Io so il Signore, il vostro Dio.